La Lega Nord si è adoperata per promuovere studi e verifiche allo scopo di comparare il costo della vita in Veneto rispetto a quello di altre regioni italiane e anche europee, come la Baviera, la Languedoc, la Catalunya o l'Île-de-France. I risultati delle ricerche hanno dimostrato come il costo della vita in Veneto sia negli anni sensibilmente aumentato, al contrario della retribuzione percepita dai singoli cittadini. A offrire una soluzione, secondo il Carroccio, sono i contratti territoriali, strumenti volti a garantire una diversificazione salariale su base territoriale. Dagli affitti al cibo, tutto in Veneto è più caro. Il costo della vita dei lavoratori del nord è superiore del 15% rispetto a quello di coloro che vivono al sud. Per questo, come gruppo consigliare, abbiamo incoraggiato iniziative volte a contenere le spese per offrire aiuto alle famiglie venete. I contratti territoriali è una proposta concepita proprio in questo senso, per dare qualcosa in più a chi ha più spese da affrontare e chi ha sempre largamente contribuito alle finanze dell'Italia. L'approvazione da parte della Commissione Sanità del Consiglio regionale del riparto delle risorse finanziarie 2009 per le aziende sanitarie del Veneto costituisce un primo passo per una razionalizzazione più precisa. Con i riparti regionali destinati alle ULSS dei capoluoghi di provincia di Treviso e Vicenza, sono state premiate quelle aziende che hanno dato prova di una migliore capacità gestionale e di una maggiore quantità di progetti tecnologici. Si tratta di un riconoscimento molto importante per le ULSS, che svolgono particolari funzioni sovraziendali a valenza provinciale. Grazie alla Lega Nord è stato votato un fondo per il riparto di finanziamenti alle ULSS più equo, andando incontro a tutte quelle aziende sottofinanziate, con particolare riferimento ai capoluoghi di Treviso e di Vicenza, che sono aziende a valenza provinciale che forniscono servizi anche oltre la provincia di riferimento. Grazie a questi finanziamenti, tali aziende potranno ridurre le liste d'attesa venendo incontro alle esigenze dei nostri cittadini. La viabilità in generale e la strada pedemontana veneta in particolare continuano ad essere al centro dell'attenzione delle amministrazioni comunali e dei cittadini, sia per questioni di sviluppo economico che di impatto ambientale. Dopo anni di attesa, analogamente a quanto successo sul passante di Mestre lo scorso 1 agosto, il Consiglio dei Ministri ha deliberato con la legge obiettivo la realizzazione della superstrada pedemontana veneta, SPV, e la nomina di un commissario delegato con il compito di portare a rapida realizzazione l'opera. Meglio tardi che mai, un'opera pensata nel 1997, ora sta prendendo forma. Tra qualche anno, quindi circa 4 anni, l'opera sarà pronta, necessaria quanto mai per un momento di crisi come l'attuale, per un rilancio dell'economia, fondamentale per i nostri paesi per togliere il traffico pesante nei nostri comuni. Opera importantissima da condividere nel tracciato anche con gli enti locali, con i comuni attraversati. Il piano di tutela delle acque approvato dal Consiglio regionale del Veneto è uno strumento molto importante che le regioni devono adottare per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale. Esso definisce gli interventi di protezione e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e l'uso sostenibile dell'acqua allo scopo di non compromettere l'entità del patrimonio idrico e consentire la fruizione da parte dell'uomo con priorità per l'utilizzo potabile. L'acqua è un bene primario per i veneti, bisogna tutelarlo. È questo un obiettivo raggiunto dalla Lega Nord con l'approvazione del piano di tutela delle acque e con il progetto di legge sulla ricarica delle falde acquifere. Dobbiamo tutelare la quantità, la qualità e soprattutto l'utilizzo di un bene primario come quello dell'acqua, fondamentale per le nostre imprese, per la nostra agricoltura e soprattutto per i nostri veneti. Qualcuno pensa di privatizzare l'acqua. La Lega Nord ha invece un altro obiettivo, quello di razionalizzare il costo e la gestione di un servizio che deve essere uguale per tutti i veneti a tariffe sostenibili.